Cari amici di Radio Conegliano e cari telespettatori di Veneto Globe, ben trovati nella mia cucina, nella cucina di Mirko Della Vecchia, che però sapete gestisce a livello di cucina la nostra mitica chef Arianna Barbini. Oggi abbiamo una ricetta di pesce, una ricetta che non sempre facciamo pesce, ultimamente qualche volta l'abbiamo fatto, ma un po' a causa che a me non piace tantissimo il pesce, faccio questa piccola confessione, non sono un amante del pesce e quindi magari spesso quando scrivo le ricette così insieme ad Arianna dicono ma no dai pesci, però oggi mi ha proposto una cosa che non potevo rinunciare, un trancio di tonno scottato con dei pomodori, ho detto va bene, pesce e probabilmente lo mangerò anch'io. Arianna Barbini, vieni pure avanti, ben arrivata anche oggi. Buongiorno. Come stai? Tutto bene. Tutto molto bene, Sì, sì. Sai che mi piace sempre questa bella falda che hai, molto... Visto? Sì, perché, non so, perché io ho una tovaglia con questo stesso motivo, io ho una tovaglia con questo stesso motivo e è molto, molto bella. Per quelli che ci ascoltano in radio ha una bellissima falda, anzi, per quelli che ci ascoltano in radio vadano a vederlo sul nostro canale www.venetoglobe.com, così scoprono la nostra, diciamo la falda della nostra Arianna. Allora, oggi Arianna cosa ci prepara di buono? Oggi facciamo un trancio di tonno con dei pomodorini e dell'origano. È molto semplice, non usiamo né aglio né cipolla, niente, perché il tonno è il tonno fresco e quando il pesce è fresco è bene lasciarlo così senza mettere, appunto, appesantirlo, andarlo a coprire con degli aromi forti. Allora, partiamo subito con la ricetta. Sì. Diciamo che un trancio di tonno di queste dimensioni peserà circa peserà un paio d'etti, questo, sì, sì, anche abbondanti. Ecco, anche Sì, abbondanti. sì. Noi non l'abbiamo pesato, però Sì. insomma è un bel trancio di tonno con un paio d'etti per una o due persone, per una persona, perché poi è leggerino. Va bene, per una persona un paio d'etti. Il tonno si può fare, sapete che il tonno ha un potere calorico molto molto basso, ha un sacco di proprietà tra le quali è una grande fonte di omega 3, però corrisponde circa a 104-108 kcal per il pinna gialla, che è quello diciamo un po' più famoso. Il tonno rosso stiamo parlando di 150 calorie, quindi un apporto calorico contenuto, perché se pensiamo che un trancio di tonno da 2 etti insomma può essere un pasto completo, stiamo parlando di 300-350 calorie, che è meno di un piatto di pasta, ecco, per essere pratici. Oggi abbiamo la fortuna di avere con noi un ristoratore che invito ad entrare, il mio amico Alberto Stefanello, che è un ristoratore della zona, che appunto avendo questa, ecco qua ti cedo il microfono, che avendo questa ricetta diciamo per noi, per la nostra cucina un po' semplice ma gourmet, perché quando si mette il tonno fresco è sempre una ricetta diciamo gourmet, ho voluto invitare appunto Alberto che venisse a trovarci. Allora Alberto, tu gestisci un ristorante qui in zona, vicino un ristorante a Conegliano, ecco. E si chiama Eurorest, è sulla strada nazionale, ecco. Con mio fratello una gestione familiare. Io ho avuto modo di venire diverse volte a trovarmi, un ristorante sicuramente dalla gestione familiare, perché diciamo non solo perché siete due fratelli, ma anche proprio per il tipo di accoglienza che si trova. E volevo chiederti un po' quali sono diciamo così i piatti più richiesti, perché è un ristorante che nasce come ristorante per la pausa pranzo del mezzogiorno, certo. No? Poi so che anche la sera avete diverse proposte, insomma, quant'altro. Comunque noi proponiamo una cucina tradizionale italiana e anche in particolar modo anche piatti veneti. Il mercoledì e il venerdì ad esempio facciamo il pesce e quindi insomma facciamo una cucina semplice. Quando c'è il pesce la gente... Sì? Io sono uno di quelli che non amante, l'ho detto, ho messo le mani avanti subito, però con il pesce la gente si piace, è leggero. E tra secondi in generale e primi? Ma a pranzo ovviamente le persone prediligono i primi piatti, certo. Rimaniamo italiani. Sì, alla sera e poi invece si va anche col pasto completo, con l'antipasto, il primo, insomma. Avanti fino al dolce. Allora Arianna intanto cosa sta facendo lei? Ho messo un po' di olio di oliva, sì? I pomodorini, e ora vado ad aggiungere un bel po' di origano. Benissimo. Un pochino di pepe e poi vado a mettere anche un pochino di sale. Un pochino di sale, vado a salare i pomodorini e poi un pochino, ma proprio poco, il tonno. I pomodorini diciamo che se vanno si ammorbidiscono e poi riusciamo anche a levare le buccette, perché comunque danno fastidio.
Ovviamente quello è un lavoretto un po' più, diciamo, lungo. Io ho visto che lei ha però si usato può sale fare. fino, potremmo Sì. usare anche sale grosso? Diciamo Io che la cottura utilizzo sarà molto quello, rapida, sì. quindi sicuramente il sale grosso Sì. non farebbe a Non- tempo sì, sì, a infatti. sciogliere e non avrebbe neanche umidità a sufficienza. Però diciamo sarebbe bello trovare sotto i denti anche il pezzettino di Sì, sale. non è male. Di solito quando si fa anche il tonno alla griglia come la carne, nella ristorazione si mettono appunto sopra, invece di mettere il sale fino, comunque si mettono i granelli, il sale grosso. Di solito si mette magari un sale grosso di quelli magari affumicato o comunque del sale nero, che fa sia una bella figura e dà anche un livello aromatico al prodotto diverso. Però diciamo che a livello casalingo va benissimo il sale fino, non c'è nessun problema. A me piace che i pomodorini siano belli, diciamo, cotti, belli croccantini, poi così io lascio la padella che è sempre bella calda, poi sposto i miei pomodorini, ma li lascio nella padella. Oddio, Prendiamo uno più piccolo. sì, Questo qui. eccolo, sposto i miei pomodorini. Sì? Quindi li mettiamo in parte così, Sì, va bene? alziamo per quelli un che po' ci la seguono in fiamma, radio, sì. nella nostra padella mettiamo i pomodorini tutti in un lato come in voglio fare punizione, in come punizione. punizione, no? Stavo dicendo come il legno nel forno della pizza, no? Sapete che quando cuociono la pizza poi mettono in parte il legno, no? Ecco, una cosa simile, ecco. Poi andiamo a mettere il nostro tonno sulla padella. Allora, il tonno non va cotto molto, altrimenti diventa, diciamo, un po' duro, un po' stopposo, un po' duro così. Va scottato, quindi lo facciamo andare. Quando andiamo Beh, il a pesce mettere si- il tonno si va sempre ad alzare la fiamma e poi sì, come tutti i pesci, l'ho pensato un po' si perché lascia, si cuoce poco, non c'è bisogno Quindi di una fare scottata vera e lunghe propria cotture. come si... Beh, Esatto. diciamo che il tonno si mangia anche crudo, quindi Esatto. sicuramente se andiamo a scottarlo leggermente Io non direi è... 2 minuti per parte, quando inizia a prendere colore, diciamo, No, lei andiamo vada- poi a girare. lei vada Sì. col suo tempo, intanto torno un attimo con Alberto Stefanelli, appunto del ristoratore, al quale voglio chiedere com'è cambiata la cucina negli anni. Insomma, voi avete una lunga tradizione nel campo della ristorazione e quello che mi ha stupito quando sono venuto a trovarvi è proprio che ero convinto che oggigiorno per la pausa pranzo soprattutto funzionasse il modello fast food, invece voi proponete ancora la cucina vera e propria, voglio dire, quindi sì. diciamo è cambiata o alla fine non è poi così cambiata la cucina negli anni? Come la... L'offerta ovviamente è moltiplicata, però sì, la gente poi sceglie sempre quelle che è anche la tradizione, i piatti tradizionali della cucina nostra, insomma. Quindi la tradizione alla fine è sempre premiata Direi rispetto di sì, a... direi di sì. rispetto alla... E nella cucina, un'altra domanda, perché poi io insegno anche a dei giovani, insomma, poi è tipico dei giovani cercare delle scorciatoie, no? Quello non dei giovani, di tutti, perché se c'è la possibilità, è tipico degli italiani, Certo. tutti quanti se possono trovare una scorciatoia, anche quando si va in montagna, sono pochi quelli che vogliono fare la via più dura magari per vedere il paesaggio, tutti magari cercano la scorciatoia. Ma però è tipico dei giovani, appunto dicevamo, cercare delle scorciatoie. In cucina ci possono essere scorciatoie oppure alla fine paga sempre fare le cose in modo... Ma credo che alla fine la qualità paga sempre, quindi non ci sono scorciatoie. Perché nel senso poi anche la conoscenza della cucina, degli alimenti Perché appunto è io sono amico di aumentata. ristoratori che spesso utilizzano magari dei prodotti pronti, dei semilavorati. Ora sono in parte un ristoratore anch'io, vengo dalla cucina, sappiamo che avere un'offerta ampia comporta comunque non poter avere tutto fresco, questo è Certo. normale nelle cose, però viviamo in anni in cui la tecnologia, gli abbattitori, i congelatori ci danno anche un prodotto fresco. Sul pesce ormai lo si sa, il pesce congelato spesso è più buono e più fresco di quello comprato al mercato, perché viene congelato sulla nave ancora tante Certo, volte, sì, insomma, sì, quindi sì. sul peschereccio, quindi insomma qualche scorciatoia è possibile, però se voi vi affidate Però alla comunque tradizione, sempre con prodotti di qualità, perché alla fine è quindi la qualità che paga. la qualità della materia prima è sempre la cosa più importante. Arianna, passiamo alla nostra, diciamo, alla fase finale del nostro impiattamento. Voglio cogliere l'occasione per ringraziare anche, non lo faccio sempre, anche se dovrei farlo. Io il tonno lo apro così Ah. che si vede dentro come è fatto, che comunque non è
del tutto cotto, ma è Quindi, scottato. ecco, quindi solo scottato all'esterno, Sì. quasi fosse un arrosto, ecco, magari per quelli che ci seguono in radio non hanno presente la cottura, diciamo così, non di un arrosto, come la definiresti questa cottura, tu che sei un ristoratore? Scottata. Scottata è esatto. giusta, dai, scottata è giusta. Allora scottatura. la nostra chef aveva ragione, volevo aggiungere qualcosa, ma in realtà c'era già tutto nella tua definizione, Arianna. Questo. Benissimo. Ma fare una corona facciamo, un pomodoro. E poi prendiamo il sughetto, non andiamo ad aggiungere né olio a crudo, niente. Possiamo al massimo fare una decorazione con un pomodorino crudo. Il pomodorino ci starebbe per chi ci vede in TV, abbiamo un piatto bianco, questo bellissimo trancio di tonno aperto, pomodorini rossi ci starebbe, insomma, non come inno all'italianità, ma proprio come cromia, anche un qualcosina di verde che gli darebbe un tocco giusto, voglio dire, e sicuramente questo piatto nella sua semplicità, tante volte io dico, si pensa anche tornando a casa la sera dal lavoro, stanchi e quant'altro, che magari mangiare un panino sia la cosa più semplice e veloce, no? Però in effetti il tempo di credo davvero che il tempo di prepararsi il panino sia pari al tempo di farsi un trancio di tonno scottato con proprietà nutrizionali totalmente diverse e anche dando una giusta varietà, perché il grande difetto di noi adulti, mi ci metto dentro io, metto dentro il mio amico Alberto e anche Arianna, il grande difetto di noi adulti è che soprattutto quando abbiamo dei figli trasmettiamo le nostre cattive abitudini anche a loro, quindi il fatto che noi magari, cioè pazienza se per noi mangiassimo solo panini, tanto lo facciamo noi stessi, però se io ho un figlio che mi vede sempre mangiare le solite cose e non riesco ad abituarlo a una cucina variegata, ovviamente poi crescerà. Quando si dice la cucina della mamma è la più buona è perché quello che impari da piccolo, i sapori che assimili da piccolo, tante volte ai bambini bisognerebbe far mangiare proprio anche quello che agli adulti non piace, proprio per dargli la possibilità di assaggiare cose diverse e di abituare il palato al fatto che insomma non c'è sempre hamburger e patatine. Certo, anche perché non pensino che hanno fatto qualcosa di sbagliato, che mangiano la cosa del giorno prima. Esatto, esattamente. Va bene, ringrazio Alberto, grazie mille per essere venuto a trovarci nella nostra cucina, in bocca al lupo peraltro per la tua attività, ringrazio Arianna non la ringrazio mai alla fine, però oggi la ricetta, e io me ne vado alla mia destra e alla vostra sinistra che ci seguite da casa con questo bellissimo piatto di tonno, perché l'avevo promesso e lo faccio, questa sera me lo mangio io, che non mangio pesce di solito. Alla prossima!